sì, una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me ne moro così guardando te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando io ti guardo così, se pure tu ti senti morire, non me lo dici e non mi fai capire ma perché. Te voglio bene assai, diciti in cielo vuoi, che non mi scordo mai. È una passione che forte è una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. No. Sembra allegro, ma sembra allegro. Ma fai scattare. Ma fai scattare che ci vuole Angela. Buongiorno, 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 siamo al 30, scusa, siamo al 30, non al 31, al 30, dobbiamo sistemare l'orologio, per mettere l'orologio indietro abbiamo... Allora, buongiorno, buongiorno, siamo al 30 ottobre 2018, dopo la tempesta la quiete, carissimi amici di Barletta West. Oggi un orario insolito per il nostro buongiorno, vedete che bello il campanile. Ciao Enzo! E allora, buongiorno, vedete, via Giovenale, qui abita la mia mamma. Un saluto a tutti quanti voi di Barletta West. Buona giornata, guardate che bel castello ci abbiamo stamattina. Guardate, le due giresse. Dobbiamo dirla tutta, ieri ci siamo spaventati. Nicola Ciniero, il falò ci sarà ma non sappiamo dove e quando. Non ti preoccupare, stai tranquillo Nicola, stai tranquillo che lo faremo questo benedetto falò. Questa è l'entrata del castello, vedete che bella. Sta in fronte a me. E allora, buongiorno, buongiorno. Oggi approfittiamo di fare tanti servizi alla mamma, vedete,
ASL, chi si ha problemi. E chi non ce li ha, non pensasse ai problemi che ne hanno, perché i problemi sono tanti, cari amici. Perché va a borga, ma la mente è stupida. Ovunque siate, ovunque andate, divertitevi, godetevi la vita, che la vita è una sola. Vedete, ieri qualcuno ha lasciato la vita terrena con un albero. C'è un ragazzo di 21 anni a Roma, ha avuto un albero addosso alla macchina, è stato schiacciato e ci ha lasciato. Cioè, uno che si sveglia per andare a lavorare, per fare dei servizi, gli aveva un albero in testa. Comunque ragazzi, ci vuole più manutenzione. Le manutenzioni dove stanno? Bisogna farle. Poi io dico anche agli ambientalisti, cari ambientalisti, non rompete le scatole quando vengono abbattuti alberi che sono vuoti. Non dite sempre, non fate sempre i fenomeni da tastiera. Se l'albero è vuoto ed è pericolante, bisogna abbatterlo e farli crescere gli altri, perché la vita anche l'albero ha la vita, la nascita e la morte. Cercate di essere meno polemici, perché vedete poi il sistema di, mamma mia, qua non si risolve sta cosa, Qui siamo a Venezia, ragazzi, qui ci vuole solo un po' di fortuna che non arraniamo. Saluti dal Venezuela, ciao! Mi saluti tutto il Venezuela, bellissima nazione, bellissime donne, bellissimo clima. E anche là ci sono i difetti e i pregi, è vero? Come tutto il mondo è paese, cari amici, tutto il mondo è paese. E niente cari amici, vedete, il giorno dopo la tempesta sembra che non è successo niente, perché c'è un sole che spacca le pietre. Un bellissimo giorno, siamo a 18 gradi, vedete questa ragazza sta facendo footing senza problemi, con una canotta e vai. Siamo al 30 ottobre, amici, siamo al 30 ottobre e ci possiamo permettere qua, quando al nord, cari amici, al nord sta facendo l'ira di Dio, vedete, il mare è tornato bello calmo ed è bello, dai. Perché noi del sud, cari amici, cerchiamo sempre di vivere anche con pochi spiccioli, perché ce lo permettono ancora di vivere con pochi soldi. Ciao fratelli Rinella e fratelli Rinella. Ma vedete come mai da fare prendere un palpo tutto e due. Belle queste scene, bellissime. Grazie Gesù, grazie veramente, di vero cuore, per quello che stai scrivendo. Grazie. Un mega saluto a Enzo Delvi, a Peppe Di Bari, a Raffaele Rizzi, a Franco Di Miccoli, a Michele Antonucci e moglie e figli,
Un saluto a tutto lo staff, veramente a tutto lo staff che dedica tanti minuti, tanti secondi e tante ore per Barletta Vest, che vi tiene sempre aggiornato quando succede qualcosa. Amici, io vi ringrazio di vero cuore per quello che fate, perché dedicate tanto a Barletta Vest. Anche il Francesco Lanotte, che quando può ci aiuta sempre, però il perno principale siamo questi qua, tutte queste persone che ho nominato, veramente di dirgli sempre grazie per quello che fate, vi dirò sempre grazie. Ciao, vi dirò sempre grazie, perché se questa pagina va a gonfie vele è anche per merito vostro, questo lo dico di vero cuore. A proposito, oggi faremo un'intervista al Presidente del Consiglio di Barletta, Sabino Di Cataldo. Gli chiederemo qualche bella domandina piccante e qualche bella domandina di solito che si fa a uno che si siede in quella poltrona molto importante. La faremo anche a Flavio Basile, che è il Presidente della Commissione, cioè cercheremo di punzicchiarli un po', ma nel modo giusto, per dire che noi Barletta Vest siamo presenti e siamo sempre vigili nei vostri confronti, che il lavoro lo state facendo degnamente finora, perché di miglioramento c'è stato, grazie a Mino Cannito e ai suoi collaboratori, che veramente si stanno dando da fare in tante cose che molte cose venivano ignorate, e molte volte anche le piccole cose la gente ha bisogno di farsi partecipe di queste cose che non sapevano. Meglio che non vi facciamo vedere certe cose, però facciamo vedere questa bellissima alle 4 faremo alle 4, spero di fare la diretta, perché è molto più semplice per noi fare la diretta, perché con la diretta non ci prepariamo niente, quello che ci viene la diciamo ancora. E poi faremo anche intervista a Mino Cannito, li renderemo partecipe al nostro popolo, il nostro popolo barlettano, che ama Barletta e Vest. E con questo io vi auguro un buon martedì. Oggi rispetto a ieri sembra che ieri era estate, ieri era inverno pieno, e oggi sembra che è estate piena. Questo clima tropicale chissà da dove viene. Diventeremo un paese tropicale sicuramente. Grazie a te Rosanna, grazie. Ma Barletta Vest è nata soprattutto per voi che state fuori, i barlettani che state fuori, è un'opportunità immensa, e io so che cosa significa avere un canale dedicato alla propria città per chi sta fuori, perché viene sempre aggiornato 24 su 24 per tutte le cose belle e brutte che succedono su Barletta. Ma purtroppo molta gente ci denigra, non gli va bene, perché questa pagina è venuta da gente semplice, da gente che anche io non mi reputo persona colta come chi ha studiato tantissimo, però quando c'è da farsi sentire e da farsi capire, voi mi capite benissimo. Purtroppo c'è sempre chi giudica, però poi si va a rendere conto che chi non ha peccato scaglia la prima pietra, i patroni ruinano, i patroni. E con questo io vi saluto e vi auguro un buon martedì, auguri di buon compleanno a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, compleanni,
onomastici, matrimoni, qualsiasi ricorrenza, auguri, auguri, auguri. Un saluto a tutti i nostri amici pizzaioli. Oggi è martedì, sta chiuso il grande Raffaele Corvace, nonché New Pirati, che saluto e la Mary. Oggi riapre il grande Luigi della Bettola, Pronto Pizza by Bettola. Oggi riapre dopo una settimana di vacanze meritate. Un saluto alla pizzeria Mattone, antico forno a legna Mattone. E che dire, il rosso è arrivato un'altra volta al semaforo. E che devo fare? Che devo fare? Vi saluto, vi saluto, vi saluto. Un saluto alla Vicky che oggi torna al suo paese. Speriamo che il tempo l'accompagni. È stata bene la nostra madrina del Barritta Vesta. Ho dimenticato la Vicky. Niente ragazzi, noi quello che facciamo ci mettiamo sempre faccia, cuore e anche i soldi. Buona giornata a tutti, Barlit e Avest. Ciao a tutti, grazie.